Amici di... Oh! Beh, insomma, che puntata oggi, tante immagini, amici di Scratch. Intanto do un benvenuto. Non sei l'Ilenia? Ho detto, oh, sei tanto dimagrita? Oh, magia! Namito, fategli un applauso, buonasera. Va! Che lei ci farà le classifiche. Oh, ma lo sai, Elena, che tutti dicono le classifiche più lunghe, per cortesia? Non ho capito come mai. Più lunghe le classifiche. Noi siamo per i contenuti, non per le classifiche. Che hai avuto successo? Qualcuno ti ha visto? Hanno detto, ma come le fai? Digli, sì, fai finta. Sì, hai visto? ormai siamo ad almeno gli intimi, i parenti, certo, cosa hanno detto? Sì. No, dai, gli amici mi dicono, dai, registra quando, dai che ti guardo, che poi guardiamo i video. Insomma, fate digli 159 ore 20. Sì, eccoci qua. Un applauso anche a un grande del ciclocross del passato, Damiano Grego. Grazie per essere con noi. E Sandro Dal Lago, questo signore non ha nulla a che vedere, sì, daranno una mano quando sarà la gara di Bolzano fra 2 settimane, però ha detto io vedo la trasmissione e ho piacere di portare dei ragazzini. Bene, quando c'è delle persone, ci sono delle persone che hanno il piacere di esportare il loro brand, dico così perché così mi do le arie e la Ilenia un po' si soffre, ecco il loro brand, perché insomma le cose belle vanno mostrate, allora le cose brutte vanno nascoste, oppure sarebbe meglio non vivere con le cose brutte, già ne vediamo tutti i giorni. Invece tu, caro Dal Lago, hai detto io ho dei ragazzi, mi impegno, vengo dal triathlon, mi sono trovato a fare il presidente di questa società, viva Dio, ha aperte le porte di casa nostra, hai dei bei ragazzi, fatevi un applauso. È vero, Sandro? Intanto parliamo di questa società. Tu sei il presidente della GS Alto Adige. Esatto, è una società di Bolzano, città, è una società storica perché è 38 anni che esiste e 4 anni fa, quando mio figlio più grande si è approcciato al ciclismo e è iscritto a questa società, la fine stagione il direttivo vecchio ha detto noi chiudiamo, al che ci siamo trovati un po' di genitori, abbiamo ripreso in mano la società, abbiamo costituito il direttivo nuovo e da lì è partita la nuova generazione del GS Alto Adige. Tu non c'hai niente a che fare col ciclismo? Io assolutamente, se non nella frazione di ciclismo del triathlon dal quale provengo, quindi... Ma è una illuminazione questa, perché la prima società politica, anzi io chiedo ai nostri telespettatori di guardare anche settimana prossima, lunedì, la seconda lezione della Costituzione italiana, la prima società politica è la famiglia, dopo la famiglia c'è la società, fatta di buona volontà, come questa, perché voi mutualizzate comunque, siete da succursale alla scuola, siete da succursale anche alle famiglie che tante volte hanno i loro figli, non sanno dove metterli e vanno nel ciclismo. Insomma, è una cosa bella questa, o sbaglio? Assolutamente, la funzione sociale delle società sportive, secondo me, me ne sono accorto sulla mia pelle in questi 4 anni di presidenza, è fondamentale. E a controprova di questo sono state le testimonianze di alcuni genitori, dei ragazzini che abbiamo, che tra virgolette ci ringraziano per quello che noi aiutiamo, nella maniera in cui aiutiamo i loro figli a sapersi organizzare, a sapersi strutturare la giornata, l'allenamento, il pre-allenamento, il prepararsi tutto il materiale, venire... Poi mi dirai quanti siete nella vostra famiglia. Damiano, il ciclismo, tu te lo ricordi il ciclismo di Armando Zamprogna, il ciclismo epico, è cambiata anche la società. Però è vero che nel ciclismo spesso chi si iscrivono i bambini, i genitori pretendono la bicicletta da tanti euro, no? Mentre è già costosa una bicicletta, dare a un G6, a un esordiente, una bici da 6-7 mila euro credo che sia esagerato. Però il ciclismo è anche coloro che si approcciano al ciclismo, dovrebbero capire che è uno sport molto costoso, tante volte spendono dei soldi per andare in palestra e lì non banfano, per andare in piscina e lì non banfano. Nel ciclismo pare che tutti quanti abbiano dei figli campioni, non è così, dovremmo cambiare. Nel ciclismo l'età è un po' vecchia, però il problema è che nel ciclismo fare una squadra ci vuole soldi, perché una bicicletta per quanto... Ma anche di bambini? Sì, costa. Non è giusto però che certi bimbi pretendono bici da migliaia di euro, perché per provare basta una bici normale, basta una bici che sia da corsa ma non esagerata. Dopo c'è quello che il genitore che pensa di avere già il figlio campione perché vince una gara GG1 è già sbagliato tutto già dall'inizio, perché deve essere un divertimento fino da esordiente a allievo, da lì poi si comincia a vedere se il ragazzo c'è o la ragazza c'è. Io ricordo tempo fa che c'era uno slogan, se pensate di avere un campione in casa è meglio che
Cambiate sport. Cambiate sport. Sarebbe da fare. Adesso andiamo subito a Vallagarina per questa bellissima gara. Intanto vedrete delle immagini proprio autunnali, il Trentino sposa bene con le immagini. Partiamo con la gara esordienti maschi e femmine, allievi donne, uomini primo e secondo anno. Via la clip, possiamo andare via la clip? Dilla tu. Prima clip, allievi, esordienti, Via. via. Vabbè. Immagini che ci giungono da Vallagarina, in pratica siamo in provincia di Trento, vicinissimi a Rovereto, con la partenza del 7° ciclocross Vallagarina, proprio con gli esordienti maschi e femmine. Una splendida giornata, tanto pubblico, e questo incoraggia non soltanto gli organizzatori ma anche tutto il gruppo di lavoro del Trofeo Triveneto di ciclocross. Oggi in pratica siamo assenti della cronista per eccellenza Elenia Lazzaro, ma cercheremo comunque di tenervi compagnia con questa bella cronaca e soprattutto con questi bei corridori. Tutto è pronto, la partenza, sono andati già via alla grande sia i maschietti esordienti che le femminucce, poi tra poco vedremo anche gli allievi. Qua subito si mettono in luce la Nicola Scaruzzi per quanto riguarda gli esordienti. Poi abbiamo Luca Dallago, Huez Emanuele, chiaramente interessato Doc perché dà uno sguardo da vicino anche alla classifica. Per quanto riguarda le donne, in pole position abbiamo Beatrice Pozzobon, la Patrizia Critelli, ma anche Giulia Maria Graff. Questa è una atleta che arriva un po' dall'estero, insomma tanti. Poi dopo vedremo anche altri atleti negli Open, addirittura dalla Germania. Affascina questo circuito, ma soprattutto affascinano questi filari tra i vigneti di Vallagarina, cioè lo vediamo dalle immagini, insomma uno spettacolo autunnale che ben disegna, ben rappresenta la stagione. Una giornata insolitamente calda, io ricordo, evocando 2 anni fa, quando c'erano i Frui e i Pacagnella che si scaldavano, cercavano di scaldarsi da un freddo veramente incredibile, polare. Quest'anno invece si reagisce molto bene. Vediamo tutte quante le atlete, qua vediamo proprio con il dorsale 106 Huez Emanuele, il quale è lì davanti un po' a tutti, ma bene anche Nicola Scaruzzi, e bene per quanto riguarda le donne Pozzobon Beatrice e Bassi Martina. Abbiamo detto che si è iniziato con la categoria degli esordienti maschi e femmine, poi il protocollo sarà allievi tutti qua, primo e secondo anno, le donne allieve, poi dopo gli junior con tutte le fasce e per terminare con gli open. Oggi era una giornata particolarmente delicata vista la concomitanza con la manifestazione di Fiuggi, Giro d'Italia in pratica del ciclocross, e quindi auguri anche a questi organizzatori perché il movimento possa crescere. D'altronde qua abbiamo una novità assoluta, cioè vale a dire le tante iscrizioni a livello giovanile, vuol dire che il polso del ciclocross sta molto bene e quindi bene ci fa sperare per un futuro. Intanto insieme con noi abbiamo un grande ciclocrossista, un campione del mondo quando erano gli juniores, e quindi chiaramente a lui do subito il microfono. Vale a dire ciclocross, vale a dire tante belle, tante maglie, tante eccellenze, e quindi credo che Grego sia il primo che possa parlare del giovanile. Abbiamo detto tanti iscritti, tanti giovani.
Ma è un piacere vedere tanti giovani così, vuol dire che il ciclocross stanno lavorando bene. Tanti giovani che una volta non c'erano, esordienti, allievi, molti. Mi dispiace che magari dopo quando vanno più avanti ce ne siano meno che passano elite. Questo forse la causa è che magari certe società non credono al cross, all'estero non è così. In Italia e all'estero il cross ci credono anche le società di elite e degli under 23. Però ripeto, qui in Italia i giovanili è bello vedere perché ce ne sono molti che una volta non ce n'erano. Abbiamo sempre detto a questi microfoni che comunque il ciclocross a questi livelli qua, si sa, il fango non spaventa i ragazzini, anzi li aiuta e poi dopo diciamo anche la verità, in questo caso imparano anche a guidare, imparano a essere più sicuri sulla bicicletta. Tante volte l'abbiamo detto, cerchiamo anche sempre di ricordarlo, sta di fatto che comunque a livello giovanile il Trentino ha dato una bella risposta. Intanto vediamo la bella azione di Huez, il quale abbiamo detto vede da vicino la maglia verde di capo classifica. Anche questa alchimia delle maglie per la vestizione sono importanti. Gli challenge erano visti male una volta, Damiano, oggi invece si fa la corte agli challenge. Vabbè, i sale servono perché così allora a punteggio, così la gente non è obbligata, però viene perché deve fare punteggio per la classifica. Ce n'erano come facevo anch'io, l'ho vinto anch'io tante volte, sia da allievo juniore sia da open, però chi critica vuol dire che non vuole bene al ciclismo e non vuole bene al ciclocross. Sicuramente noi non siamo tra quelli, anzi abbiamo appena augurato un in bocca al lupo al Giro d'Italia del ciclocross. In testa abbiamo proprio il nostro commissario tecnico Fausto Scotti insieme a Bielli, i quali veramente anche loro credono in tutto il movimento. Poi dopo alla fine i numeri sono questi, abbiamo detto numeri importanti per quanto riguarda rivolto al giovanile a Villa Lagarina, con la supervisione, abbiamo già detto tante volte, di Paolo Garniga, il quale poi dopo lo sentiremo al termine di queste cronache, qualcosa di importante anche a livello federale sulle ultime novità, e quindi vi preghiamo, state con noi perché è molto importante. Intanto vogliamo vedere subito i primi arrivi con Nicola Scaruzzi del team Granzon che vince su dal Lago Luca dell'Alto Adige, Emanuele Huez Carraro Team Trentino si conferma al terzo posto, ma lui fa un bel balzo in avanti per quanto concerne la maglia di leader. E poi andiamo a vedere ancora Vettorel Marco del sorgente Pradipozzo, mentre la Patrizia Critelli vince su Pozzobon Beatrice, Giulia Maria Graff al terzo posto con il dorsale 170, Martina Bassi e Cecconello Noemi. Adesso chiaramente via con le interviste. Bella vittoria oggi, un circuito particolarmente bello ma è anche tanto caldo. Sì, è stata dura il percorso. Poi tra le salite, sì, è dura. Che sensazione ti ha dato oggi questa gara? Una sensazione bella, divertente. Tu invece prendi la maglia, visto che Chiandussi è impegnato con il Giro d'Italia, ma qua oggi ti sei divertito e comunque insomma questa maglia è importante. Sì, essendo in casa è sempre difficile vincere e diciamo che questa è la gara più dura del ciclocross. Sono stata anche fortunata perché quando ho scoperto che ho visto la Marina che era caduta ho dato di tutto per non essere recuperata dalla Pozzobon. Quanto ci tenete a questa maglia alla vostra età? Tantissimo, vale tantissimo. Benissimo, siamo con gli atleti, quindi qua si apre il sipario agli allievi primo e secondo anno e donne allieve. Qua chiaramente i fuochi d'artificio, Tommaso Dalla Valle, ma abbiamo anche Filippo Zana, Mattia Consolaro dalla Vecchia Matteo, ma non soltanto, Zaccaria Toccoli, una sola apparizione ci hanno detto, ma vedremo come ci farà brillare gli occhi questo atleta che veramente nel mountain bike 19 vittorie, ha ciccato soltanto il campionato italiano. Intanto vediamo una brutta caduta in partenza, ci sta anche quello, ma d'altronde è anche questo il ciclocross, si sa che è partenza e via, qua non bisogna aspettare, è un po' un cronometro, poi vedremo anche gli under, un'ora a tutta, quindi anche un cronometro potrebbe veramente apprezzare il ciclocross anche per far fondo. Il ciclocross la partenza è fondamentale, in certi percorsi direi che è l'80% di tutta la gara, specialmente in 30 minuti di corsa, in certi circuiti che sono in qualche posto tre stretti. Le cadute ci stanno e l'importante è che non si sia fatto male, e farsi male nel cross è difficile perché la velocità non è che sia tanto alta, i pericoli non ce ne sono, ecco tutto là, dispiace perché cadere in partenza è sempre brutto.
Ma Damiano, tu mi insegni che quando si cade ci si rialza, e quale disciplina migliore è proprio il ciclocross, che in pratica testimonia proprio l'avanzamento dell'età, le regole, le cadute, le ripartenze, ci stanno tutti nel ciclocross. Questo è, diciamo, il pane quotidiano. Vediamo le belle azioni. Qua abbiamo davanti Filippo Zana, che è uno stradista di grande eccellenza, ma se la deve vedere sia da Mattia Consolaro, che è lì in seconda posizione, ma vediamo proprio dalle immagini uno Zaccaria Toccoli che è già lì a ridosso di Tommaso Dalla Valle. Abbiamo detto prima apparizione, questo è un ragazzo che è già un mesetto che è fermo, per cui però lo vediamo già sui pedali. Chiude questo lotto di corridori Sergiano, lo abbiamo detto, Sergiano lo vedremo forse più avanti, lo vedremo quando i terreni di gara saranno più pesanti, perché qua chiaramente il fisico la fa. Vediamo per le prime donne Francesca Selva, abbiamo visto Katia Moro, poi abbiamo Linda Fischlaner della Meran Zorzi, quindi arriva da Merano questa ragazza, poi Matilde Bolzan ed Agostin Nicole chiudono il lotto delle donne allieve. Abbiamo detto Sergiano, che è più grosso come fisicità, è un bel pistar, secondo me un futuro da pistar ce l'ha, però viene qua perché gli piace anche capire come si guida la bicicletta, perché gli sarà utile non soltanto per quanto riguarda la strada ma anche la pista. Intanto vediamo Zana. Beh, il ciclocross è una palestra fenomenale, fai tutto, non serve andare in palestra, fai tutto, è una preparazione per un stradista e per un pistaro molto buona. Adesso hanno cominciato, ripeto, i direttori sportivi di giovani a capire che il cross fa bene. Una volta pensavano che faceva male. Il cross, ripeto, è l'unica specialità di invano che fai tutto e in più stai in bicicletta, impari la tecnica, impari a correre in bicicletta. Vediamo il forcing di Tommaso Dalla Valle, se la deve vedere da Filippo Fontana, loro sono lì che si giocano la maglia. Certo la preoccupazione di Toccoli non c'è, perché comunque diciamo che questa è un'apparizione anche per dare gusto, per ringraziare coloro che hanno organizzato, quindi la stessa società, la Carraro Team che organizza, e quindi era giusto che i propri ragazzi potessero partecipare. Abbiamo visto anche la Pozzobon e adesso vediamo anche in pratica, questa è un'azione di un allievo al secondo anno, uno Zaccaria Toccoli che sta andando a velocità doppia con una bicicletta da mountain bike, lo vediamo, ecco, una bicicletta da mountain bike, ne abbiamo anche fatto una domanda a Paolo Garniga, è leggermente più pesante, però sulle parti in discesa guadagna molto. Ciao, la mountain bike è una bici più pesante del ciclocross, devo fare i complimenti a quello che ha vinto, perché veramente è partito dietro, ha passato tutti gli allievi del secondo anno e ha vinto in assoluto, vuol dire che è forte, perché con la mountain bike sì, guadagni in discesa, però sui tratti in pianura è più dura guidare la mountain bike. Purtroppo se le regole sono queste, che possono correre con la mountain bike, dobbiamo accettare anche questo. Ecco, poi vedremo, perché credo che poi la risposta ce la dà proprio Paolo Garniga. Intanto vediamo il gruppetto degli inseguitori con Sergiano in testa, è un autentico fenomeno questo ragazzo, ha una gran voglia di pedalare. Ecco, intanto vediamo anche le donne allieve, abbiamo visto la Francesca Selva, sempre ottima la sua pedalata, ma anche Katia Moro è lì da vicino che insomma sta cercando di raggranellare, mordere sempre più terreno. Intanto vediamo il forcing di Toccoli che va via come un treno in questa fase è incredibile, con una mountain bike come riesce a spingere. Chiaro, un rapportino forse più leggero rispetto sia a Zana che a Mattia Consolaro, però va via come un fulmine. Questo sappiamo che è un biker d'eccellenza. Oggi questo percorso, grazie al grande asciutto del terreno, ha potuto confessare la sua pratica. Filippo Fontana è lì maidomo, dietro abbiamo visto leggermente in difficoltà, lo vedremo tra poco, proprio Tommy Dalla Valle. Filippo Fontana è un ragazzo leggero che bene comunque riesce ad affrontare queste asperità. Vediamo Nicolas Dalla Valle che con una grande grinta cerca comunque di ritornare a quello che è insomma il primato, ma vedremo cosa succederà. Ma adesso vediamo ancora Katia Moro, la Francesca Selva, di nuovo la Fischlaner, poi abbiamo la Bolzan e quindi chiude la D'Agostin. Adesso andiamo a vedere proprio l'ordine d'arrivo, tra poco, proprio manca pochissimo alla chiusura di questa gara dedicata agli allieve primo e secondo anno per i maschietti. Andiamo a vedere chi sarà il vincitore, vediamo un forcing eccezionale ed è proprio lui. Abbiamo messo non per categoria,
Zaccaria Toccoli vince addirittura su Filippo Zana che non è l'ultimo arrivato, poi abbiamo Mattia Consolaro, Dalla Vecchia Matteo, Micheletto Matteo e Rizzo Nicola per quanto concerne gli allievi al secondo anno. Per quanto riguarda gli allievi al primo anno abbiamo visto uno Zaccaria Toccoli esagerato, cover Leonardo adesso, Filippo Fontana, eccolo che arriva terzo classificato su un Tommaso Dalla Valle che oggi ha patito particolarmente questo terreno e sicuramente è stata una sorpresa. Per quanto riguarda le donne, Katia Moro l'abbiamo vista staccare tutte nell'ultimo giro, Selva Francesca, poi abbiamo la Fischlanner Linda, Bolzan Matilde ed Agostin Nicole. Filippo, insomma oggi vinci, lasciamo perdere Toccoli, ne parliamo dopo. Una giornata comunque epica, forse troppo caldo per te. Ma sì, oggi è andata bene, anche se preferisco un po' più freddo, un po' più fango, che sono più adatte alle mie caratteristiche. Comunque oggi bella giornata, bel percorso, è andata bene dai. Oggi Toccoli è andato come una moto, comunque va bene dai. Tu diciamo Toccoli hai ciccato i campionati italiani e Vermiglio, mi pare che a Vermiglio non ti piacesse il percorso, i campionati italiani sei emotivo, però oggi hai dato tutto. Quest'anno prima di Vermiglio mi sono ammalato, ho preso una bronchite e gli italiani e Vermiglio sono andati un po' male, ma dai. Mi sono rifatto nell'ultima parte di stagione, poi degli ottimi europei e oggi l'ultima gara, bellissima gara. Katia e Francesco, una bella vittoria oggi in una giornata particolarmente calda. Sì, faceva molto caldo, un clima abbastanza particolare per il ciclocross, poi il percorso era molto duro, quindi rendeva tutto più difficile. Siamo partite subito, Francesca era davanti, sono riuscita ad andare a prenderla e poi ce la siamo giocata fino alla fine. Acquisisci una maglia prestigiosa. Sì, sono molto contenta, anche oggi speravo di far bene e togliermi questo terzo posto finalmente, sono andata un gradino più su, speravo meglio, sono partita molto bene, però dopo il primo giro Katia è venuta a prendermi e il passo in salita era completamente diverso, nei tratti di tecnica un po' riuscivo a recuperare, ma alla fine ha avuto la meglio e brava. Ben ritrovati con il consueto appuntamento di ogni giovedì, quindi andiamo a leggere le classifiche di questa quarta tappa del Trofeo Triveneto. Categoria esordienti maschile, si classifica al primo posto Emanuele Uet, al secondo Michele Chiandussi, al terzo Luca Dallago. Categoria ragazze esordienti, sul podio Patrizia Critelli, al secondo Asia Dontone, terzo posto per Marina Guadagnin. Ragazze allieve, al primo posto Francesca Selva, al secondo posto Sara Casasola, al terzo posto Matilde Bolzan. Allievi primo anno, primo posto per Filippo Fontana, secondo posto per Tommaso Dalla Valle, terzo posto per Leonardo Cover. Allievi secondo anno, podio per Filippo Zana, secondo posto per Lorenzo Calloni, terzo posto per Mattia Consolaro. Hanno imparato presto questi ragazzi a far l'applauso. Tu ieri eri a Vallagarina, io intanto non smetterò mai di ringraziare le persone intelligenti, uno di questi è Paolo Carniga che oltre ad essere intelligente è una gran bella persona e allora le persone che sono belle io gli voglio bene e ho diritto di dirlo, perché in questo mondo si parla sempre male, tu non sei tanto avvezzo oppure non sei tanto di grado, tanti anni che frequenti il ciclismo, ma nel ciclismo c'è questo vezzo di parlare male di Tizio, Caio, Sempronio, quando invece la cosa bella è parlare bene, lo dice anche il Papa, benedire, perché quando si parla male di qualcun altro è maledire, quindi è una cosa brutta, quindi noi dobbiamo esportare la benedicenza di queste persone. Ha confezionato una gara, per carità tutto è migliorabile, però ieri è stata strepitosa e ha accolto tanti bambini. Assolutamente, poi sicuramente il tempo è stato dalla sua, perché se ricordate 2 anni fa il tempo non era stato così clemente in occasione della gara e poi l'organizzazione ormai è rodata perché nel Trentino, come si sa, poi le cose
sono come degli orologi svizzeri, bisogna. quasi come noi altoatesini. Sì, sì, è vero, è vero. Damiano, la cosa importante, Trofeo Triveneto, ieri c'era una concomitanza, tra poco vedremo una breve clip, però per dar testimonianza della non multidisciplinare, se non riusciamo a fare sistema nemmeno nel ciclocross, è meglio che cambiamo mestiere. Diamo una piccola finestra giusta anche al Giro d'Italia e al ciclocross, perché quegli atleti che hanno partecipato là partecipano anche qua, è un po' quindi pigliarsi per il sedere, dire odio quella manifestazione perché va in contrasto con la mia. La famiglia è sempre quella, Damiano. La famiglia del ciclocross è una famiglia piccola, è giusto che ci siano varie gare. Devo dire una cosa, che il ciclocross adesso bisogna dare atto sia alla televisione, come a te Argesi, e anche a Fausto Scotti, che negli ultimi 10 anni qui ha fatto molto. Organizza il Giro d'Italia del ciclocross, che è una gara importante, però non da meno è il Trofeo Triveneto. E ieri si è visto che anche Martino Fuert, che è arrivato, ha vinto, però domenica scorsa era lì vicino a Ponte, e Ponte è arrivato secondo a Fiuggi, non è che la gara di la Lagarina era minore all'altra, è che già là Giro d'Italia, questo era il Triveneto, però sono gare tutte. Ma gli atleti sono sempre più o meno quelli. È bello che quando Ponta torna sul Trofeo Triveneto, Paccagnella, vengano a raccontare ai più giovani le varie esperienze, perché il racconto è bello. Grazie per le classifiche, sei sempre brava, però sicuramente stai diventando brava. Ma è la Ilenia mica che gli rubi il posto? No. Come sta sta ragazza? Bene, dai, Bene. sì, l'ho sentita. Noi ci manca un po', sai? Sì. A me manco per niente. Però adesso lo dici perché sai che non c'è. Guarda, io oggi allora... guarda, mi vedi più rilassato. Sì. No, è vero che mi vedi. Tutti siamo più rilassati. Lenia, un bacio. Insomma, torna presto, sta a casa, aspetta a te. E allora, dopo di questa parodia napoletana, è vero, ma d'altronde questa trasmissione ci vedono in tutta Italia. Non possiamo essere soltanto campanilisti, Veneto, Piemonte, Lombardia. Insomma, ho capito di sburrosimo Lombardo, ma ci sta pure un napoletano, ci sta pure un pugliese. Insomma, siamo poliglotti e quindi giustamente bisogna cogliere un po' tutte le sfaccettature della nostra bella regione, da Bolzano alla Sicilia, perché a me l'Italia piace così. Sarà un po' l'antica, ma mi piace così. Come mi piace il dottor Angelo, adesso che lo faremo vedere con una bella clippina come lui solo sa fare, e poi una piccola clip dedicata al Giro d'Italia proprio del ciclocross. Faustino, quando vuoi anche qua, ma a te, sta a casa, aspetta a te. Quindi mandiamo la clip. Vai con la seconda clip. Che brava che sei, come lo dici tu la clip non lo dice nessuno. Grazie a tutto lo studio. Parliamo questa volta di amminoacidi ramificati, i cosiddetti BCAA, acronimo inglese, Brain Chain Amino Acid, degli amminoacidi ramificati, la leucina, la isoleucina e la valina. I ramificati sono l'integratore più usato in assoluto da tutti gli sportivi, sia che siano endurance, fitness o addirittura proprio bodybuilding. Perché sono usati? Perché gli amminoacidi ramificati hanno molte peculiarità, servono da proenergetico, servono da anticatabolico, servono da recupero, da ipertrofico, aumento di massa, e da mantenimento della forma fisica. Gli utilizzi sono veramente vari, multipli, e questo fa sì che gli amminoacidi sono l'integratore più usato in assoluto, assieme ai sali minerali tra l'altro. Però vorrei spiegarvi un po' meglio come usare i ramificati, sia nel mondo endurance che nel mondo fitness. In particolare vorrei dirvi qualcosa del mondo endurance. Vi ripeto, i ramificati sono tre: leucina, isoleucina e valina. La leucina è un amminoacido più legato al recupero muscolare, la isoleucina e la valina sono ramificati più legati all'aspetto energetico. Sono formulati da sempre in rapporto 2-1-1, cioè la leucina, che è rapporto 2, è doppia rispetto agli altri due che sono 1 e 1. Sono il classico BCA 2-1-1, prodotto che si usa costantemente, prima e dopo, però io vorrei dirvi un trucchetto, se vogliamo, in più. Vi consiglierei gli amminoacidi in proporzione 2-1-1 nel come pre-workout, perché sono più energetici, sono più anticatabolici, cioè prevengono la famosa cannibalizzazione del muscolo.
di cui abbiamo già parlato più volte. Se mi alleno troppo, il mio fisico, e mangio male tra l'altro, il mio fisico tende a mangiare il muscolo, tende ad automangiarsi. Quindi il BCA classico è da usarsi preferibilmente nel pre-attività, 10, quarto d'ora, minuti prima, 5 compresse, 5 grammi, se poi vi ricordate il famoso conteggio, 1 grammo ogni 10 kg di peso, poi divido tra prima e dopo, però facendo una media circa di peso, il classico dosaggio di 5 grammi o 5 compresse nel pre. Nel post vi consiglio un prodotto nuovo, o meglio una formulazione nuova dei ramificati, non più in proporzione 2-1-1, ma in proporzione 4-1-1, ovvero abbiamo raddoppiato la leucina, che in proporzione 4, c'è più leucina negli amminoacidi 4-1-1 e quindi più adatto a un utilizzo come post-workout, come recupero. Quindi sono sempre ramificati, sempre BCA, però il 2-1-1 prima e il 4-1 post. In questa maniera avrete senza dubbio un rendimento massimo, perché il 2-1-1 vi dà il giusto apporto energetico e il 4-1-1 vi dà il giusto apporto da recupero. Due prodotti che veramente chi li sta usando e se imparerete ad usarli non potete più farne a meno. 2-1 pre, 5 compresse, 4-1 post, sempre 5 compresse. Avrete sicuramente delle performance migliori, più forti, più resistenti e una tonicità maggiore. Grazie per l'attenzione, alla prossima. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. I radiocomandi Ren Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Ren Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Ren Device sono insuperati per design ed ergonomicità. Ren Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. Ren Device, impulsi d'autore. L'hotel alla Corte è situato in un borgo ai piedi delle colline bassanesi, a 2 passi dallo storico Ponte degli Alpini. L'Hotel alla Corte dispone di 32 camere di categoria superior, finemente arredate e attrezzate con i comfort più moderni, dotato di rete Wi-Fi, disponibile gratuitamente in tutta la struttura. I nostri ospiti troveranno un ambiente accogliente e ideale per buffet, cerimonie, banchetti, incontri aziendali e appuntamenti d'affari. Inoltre la struttura è fornita di ampio parcheggio custodito la notte. La nostra struttura vanta il servizio Bike Hotel per un noleggio e custodia biciclette, spazio per lavaggio e officina. All'Hotel alla Corte sono annessi un ristorante e una pizzeria. Per gustare i nostri prodotti potrete scegliere diverse sistemazioni, fra cui una fresca terrazza estiva. Hotel alla Corte. Nuova Camper Marostica, specializzata nella costruzione di camper semi-integrali, autocaravan in vetroresina, uffici mobili, ambulatori mobili e mezzi speciali per disabili. Nuova Camper Marostica, serietà e affidabilità, un mix di professionalità ed eccellenza nella costruzione del tuo camper. Nuova Camper Marostica la trovi a San Rigo, in via Leonardo da Vinci 17. Visita il nostro sito www.campermarostica.it. Immagini che ci giungono da Fiuggi per la prima prova del Giro d'Italia di ciclocross,
ASD Romano Scotti, la società organizzatrice. Preparativi prima della partenza, una breve sintesi grazie anche al team di Zappa Cenere per le immagini, così possiamo completare quello che è il quadro più importante del panorama ciclocrossistico targato 2014-2015. Qua chiaramente abbiamo dei visi noti, degli atleti noti nel Trofeo Triveneto. Su tutti si lancia un certo Michele Chiandussi, già capo classifica nel Trofeo Triveneto, e fa la sua bella figura anche qui a Fiuggi. E chiaramente Asia Zontone per quanto concerne le donne esordienti, insomma è lì che si sta facendo valere. Un Pontoni interessato per i suoi ragazzi, prima vittoria proprio e prima maglia per lui, per Michele Chiandussi, e subito dopo Asia Zontone chiudono il lotto degli esordienti, e quindi un bel incoraggiamento anche al Trofeo Triveneto, che sta esportando e sta mettendo in forma questi ragazzi per quanto riguarda anche le competizioni nazionali. Abbiamo detto questo è un bel challenge, sono 5 le tappe tutte internazionali, mentre andiamo sulla seconda prova. Questa è la seconda prova dedicata agli allievi donne e maschi. Subito abbiamo visto Lorenzo Calloni a dirigere le danze e soprattutto fare una vittoria strepitosa. Anche lui proviene dal Trofeo Triveneto, bella la sua vittoria, anche lui maglia rosa del Giro d'Italia di ciclocross, e davanti a tutte per quanto riguarda la categoria allieve Sara Casasola. Complimenti anche a lei per quanto riguarda questa bella vittoria. Tutto è pronto per la gara leader. Qua sono gli Open, gli Elite, e su tutti stagliano Gioele Bertolini, lo abbiamo visto dalle immagini, il nostro Marco Ponta, che bene si sta comportando al Trofeo Triveneto e bene si sta comportando in questa prima tappa del Giro d'Italia di ciclocross. Ponta, Gioele Bertolini, e dietro subito Franzoi che casca incredibilmente proprio su questa curva. Da lui non ce lo aspettavamo. Forza Franzoi, cerchiamo di tenere duro, ma perde parecchio contatto con i due fuggitivi, e chiaramente uno come Marco Ponta, che sa esattamente rilanciare, sarà dura, la vedrò dura proprio per il portacolore della SLSMP poter raggiungere e, diciamo così, diminuire il gap. Tant'è vero che abbiamo visto già subito Gioele Bertolini che prende la bicicletta veramente in spalla e corre, tallonato da un grandissimo Marco Ponta. È una gara a due, in pratica oggi si decide chi dei due può vincere. Gioele Bertolini l'abbiamo intervistato proprio alla Fiera di Padova, dice che lui i consigli di Marco Aurelio Fontana li tiene ben da conto, e tant'è vero che si aggiudica questa prima tappa di Fiuggi vincendo su un strepitoso Marco Ponta. Terza piazza per Enrico Franzoi. Ma che bei bambini, come si divertono ad applaudire. Poi dopo sono applausi questi qua proprio, guarda, amici di Scratch, neanche confezionati perché non li chiediamo, sono spontanei, è vero. Allora, bella storia, vogliamo raccontarvi, tra poco vi manderemo in onda gli junior con tutte le donne, fascia 2 e 3, belle gare anche quelle. Grazie per il tuo commento, mi dai una mano. Visto che non c'è lei Eleni, ma succede questo nel mondo del ciclismo. Damiano, tu ne sarai sicuramente testimone, e anche tu, Sandro. A noi succede di trovare i gattini, è vero che purtroppo o prima delle feste i gatti, i cani, abbiamo questa mentalità in Italia di abbandonare. L'abbandono ci piace, non lo so perché, per me continuano ad essere delle teste di bigoli, ma è comunque l'abbandono, e noi ci siamo trovati dei gatti e li abbiamo presi su tra i gattini. Il problema, anzi la cosa meravigliosa, è che ci sono delle teste a bigoli che abbandonano i gatti, per carità, poi se hanno una coscienza se la vedranno loro. Noi li abbiamo raccolti, ma essendo che noi abbiamo già una gattara a casa incredibile, abbiamo messo sui nostri motori di ricerca, Facebook, eccetera, eccetera, le fotografie dei gattini, e udite, 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 un ragazzo da lontanissimo, in provincia di Lecco, vicino al lago di Iseo, rapito del gattino, ha fatto 400 km, povero, per venirsi a prendere questo gattino. Noi abbiamo documentato questo perché crediamo che la trasmissione abbia aiutato non poco, certo, ma un sentito ringraziamento va a Matteo Amati e a tutta la sua famiglia. Perché? Perché è un corridore, è uno che gli piace il ciclismo, e allora nel ciclismo che possano girarci intorno tutti. Amati ne è stato un esempio e noi lo abbiamo documentato, vedete adesso le immagini,
ma nel ciclismo c'è la regola della sofferenza, della partecipazione. Qua quando uno casca, anche nel ciclocross, tra poco vedremo anche delle altre immagini, non è che uno gioisce, se può gli dà anche una mano. È chiaro che se sta là per vincere, vince, però c'è un'altra educazione. Vero Sandro? Nel ciclocross poi vedo che questo sentimento di compartecipazione è maggiore che non nel ciclismo su strada, forse perché l'ambiente è più ristretto e le persone, bene o male, sono più legate dalla sofferenza del ciclocross, che è sicuramente maggiore che non il ciclismo su strada. Ma non è che poi dice uno la sofferenza ce l'hai perché chi te lo dice andare a fare il ciclocross? Non soffrire, perché... ma invece è una regola anche quella. Cioè, voglio dire, uno, perché tu praticavi il ciclocross? Tra l'altro che tu sei stato campione mondiale juniores. Che anno era? 83. Il ciclocross è una specialità molto dura, micidiale. Il problema è che chi lo fa deve avere tanta passione, è un impegno che perché è fatto d'inverno. Adesso fino a che queste giornate qua è anche bello correre, comincia a essere pioggia, vento e freddo di una volta, i percorsi una volta erano più duri, forse troppo duri in confronto di adesso, che forse adesso... Però permettimi di dirti, 2 anni fa che sei stata tutte le domeniche pioggia, sì. Gli iscritti erano tanti lo stesso. Sì, no, devo fare un plauso ai corridori perché ce ne sono tanti, specialmente giovanili, e questo è bello per me perché vedere tanti che fanno il cross mi fa piacere. Che lo dici? Adesso andiamo subito con la clip per quanto concerne gli junior, fascia 3, donne tutte, e una cosa dobbiamo dirla, sapete che l'Unione Ciclistica 2000 ha organizzato i campionati italiani di ciclismo su pista a cavallo tra luglio e agosto, e insomma il comitato provinciale molto carini hanno premiato la società e soprattutto coloro che hanno lavorato, quindi un ringraziamento va fatto anche al comitato provinciale che si è ricordato di questa piccola società che qualcosa ha organizzato nella sua vita, e adesso diamo la linea sicuramente agli junior, fascia 2, fascia 3, donne tutte. Donne tutte. Mi dici via la clip. Via la clip. Ma come lo dice bene? Un applauso, vero? Che bello. Con le immagini siamo passati alla categoria juniores maschile, donne junior, donne amatori, donne open, amatori fascia 2 e amatori fascia 3. Qua diciamoci la verità, caro Damiano. Gli amatori sono quelli che non deludono mai, ce ne sono in tanti, qua c'è una lotta veramente intestina tra Zoppas, Dal Grande, ma non soltanto, vedremo se ci sarà un incomodo, ma lo vedremo alla fine, però certo che questo è molto importante, perché tante volte la fascia 2 e fascia 3 portano addirittura i figli a correre. Vabbè, gli amatori, anche se tanti non li vuole, però è una fascia che per me ci serve, anche come dici te, portano i figli a correre o faranno correre i figli. Gli amatori sono un bel gruppo, qui Dal Grande e Zoppas fanno la battaglia ogni domenica, con Dal Grande ho corso tanti anni, con Zoppa un po' meno, però è bello vederli ancora e gli faccio i complimenti perché fare sacrifici ancora sono bravi. Io ricordo Dal Grande quando c'erano delle cronache con un certo De Zan, che era un estimatore anche del ciclocross, a lui piacevano tutti gli sport, specie del ciclismo chiaramente, però Dal Grande era un fenomeno. Sì, Dal Grande andava forte a piedi e nei percorsi che c'erano fango era un mio antagonista, io lo battevo perché avevo più volato di lui, però mi dava tanto filo da torcere, specialmente nei percorsi a piedi. Bene, abbiamo visto questa caduta di Daniel Smarzaro, ma si è subito ripreso e vediamo come è ripida. Allora, dalle immagini sconfessano un po' quello che è in realtà la difficoltà di questa ascesa. È un'ascesa da percorrere parecchie volte. È vero che si arriva con l'abbrivio del filare in discesa, ma lì bisogna avere gambe. Qua abbiamo la Oberparleiter, oggi regina assoluta, anche lei del Carraro Team, quindi giustamente è una presenza d'obbligo perché gioca in casa. Abbiamo visto la Chiara Selva, subito dietro la Paoletta Magnago che rincorre, e vediamo lo stile della Oberparleiter, anche lei una biker, non è proprio una ciclocrossista pura, però in questi tracciati insomma si difende alla stragrande. Abbiamo visto anche la Lara Torresani, e qua vediamo una bella situazione con un Dal Grande che spinge Zoppas perché sennò si intruppano e quindi diventa difficile. Qua un Dal Grande che cerca di rincorrere uno Zoppas che comunque mi pare scatenato, ma attenzione perché c'è un certo Giuseppin che è lì, che non è che sta
sta cincischiando molto, lo vedo molto in forma anche oggi. Ma su certi percorsi è là anche lui, cioè Zoppa e Dal Grande hanno un po' una marcia in più, però Giuseppe in certi percorsi è là. Vorrei dire una cosa, in certi tratti conviene farli a piedi subito, perché o sei sicuro che ce la fai, se no poi scivoli, e poi hai visto prima nel corridore di prima che non era più capace di risalire perché la bici si ingroppa sul nastro e perdi tempi, secondi che sono molto utili alla fine, perché sul ciclocross perdere 5 secondi 10 è un attimo. Abbiamo visto anche Andrea Pozzato con il dorsale numero 2, un ragazzo che ho trovato a casamento insieme a Zecchin alla World Service. Ringraziamo coloro che accettano i corridori che hanno voglia di praticare il ciclocross, e in questo un plauso io posso farlo a Massimo Lavorato, il quale ha detto sì, mi piace che tu hai voglia di fare il ciclocross, non guardare gli altri, noi ti prendiamo in carica e ti facciamo fare il ciclocross. Questo è secondo me un segnale importante. Intanto vediamo Zoppas e Dal Grande con subito dietro un certo Giuseppini. No, ma devono capire le società che non è che fare il cross fa male, anzi il cross fa bene, e dopo anche se fanno risultato hanno anche d'inverno per televisione, che grazie alla televisione hanno le maglie che si vede la pubblicità, e questo è importante che durante i mesi invernali. Quello che mi dispiace a me, che confronto una volta, che ci sia poco pubblico. Tanti corridori e il pubblico però un po' meno, forse adesso ci saranno molti altri sport d'inverno, una volta c'erano meno corridori però tanto, ti ricordi anche te Argesi, tanto pubblico, e questo mi dispiace, l'unico neo che nel cross è questo qua. Ma noi cerchiamo di risolvere anche questo, se altri, noi non c'era, specie a Villa Lagarino non c'era da piangere, perché comunque di gente, chiaro, non c'erano le migliaia e migliaia di persone, ma abbiamo contato centinaia di persone, e questo è molto importante. Intanto abbiamo visto Sergio Giuseppin alla rincorsa dei due temerari, Zoppas Dal Grande, lo vediamo qua, anzi li ha proprio sopravanzati, siamo quasi nelle fasi finali, quindi Giuseppin sta dando veramente prova di grande forma. Prima abbiamo visto anche Lara Torresani, abbiamo visto per quanto riguarda la fascia 3 sia Mares che Michele Feltre lì davanti a tutti, quindi anche loro si confermano un po' tra i migliori biker, tra i migliori ciclocrossisti, scusate, una Oberparleiter che fa le scale con una certa prudenza, ma ricordiamolo che bisogna farle queste scale, non è una cosa molto semplice. Abbiamo visto con il dorsale numero 51 è la Letizia Borghesi, questa è una donna junior, ricordiamo invece la Oberparleiter è un'elite, quindi ci sta anche questo gap, insomma elite vuol dire molto. Beh, anche per l'età su un percorso del genere, che qui era veramente un bellissimo percorso, un tracciato bellissimo, su una zona bellissima, ho fatto i complimenti a Paolo Garniga anch'io domenica, però era molto duro e qui ci voleva veramente la forza, duro, specialmente per le allieve donne, esordienti donne, sono state brave perché fare un percorso del genere è duro. Bene anche Ludovica Camatta con il dorsale numero 51, abbiamo visto poco fa la Letizia Borghesi andare via veramente molto bene, anche Sara Bondavalli va molto bene, ma abbiamo anche visto Chiara Selva in precedenza, con il dorsale 63 la Oberparleiter, la ricordiamo con la casacca azzurrina della Carraro Team, assomiglia un po' a Elenia Lazzaro per la verità, però non è lei. Abbiamo anche visto poco fa sia Marchetti, Smarzaro Daniel che sta andando alla stragrande, li vediamo tutti la raccolta, i migliori di quelli che ci sono. Zoppas l'abbiamo già visto insieme a Dal Grande alla ricerca di un Giuseppin che oggi sta facendo gli straordinari e li sta mettendo in fila. Abbiamo visto tanti bei corridori, diciamo la verità, oggi c'era un'altra gara, tanto bella anche questa testimonianza di questo ragazzo che è Viscardi Roberto, un po' rasta, un po' reggae, ma bene, vuol dire che si può aprire anche a questi, non è soltanto che questo tipo di capello può andare bene soltanto per i bar o per le birrerie, è un ragazzo che gli piace esportare il suo brand e però fa ciclocross. Apriamo bene anche a Chiara Selva che sta andando bene nella sua fascia, è una leader incontrastata, quindi bene hanno fatto gli organizzatori, il gruppo di lavoro a mettere anche le maglie per le donne, diciamo così, amatrici, donne amatori, per cui danno un po' di sale, un po' di pepe anche a loro e la possibilità di poter gareggiare per un qualcosa. La maglia, lo abbiamo detto, è importante, come disegna bene le curve la Anna Oberparleiter, si vede che è una ragazza veramente che ha un talento innato. Abbiamo detto il pubblico c'è ed è molto confortante. Intanto andiamo già con l'ordine d'arrivo.
con gli junior. Abbiamo Daniel Smarzaro, bellissima la sua vittoria, insieme poi dopo Christian Buttò al secondo posto. Bene, tra poco vedremo Andrea, eccolo qua, Andrea Pozzato, che terzo classificato, non è certo male, e poi abbiamo Matteo Zecchin e Viscardi Roberto. Per quanto riguarda Selva Chiara per le donne amatori, Maniago Paola l'abbiamo vista adesso, Lara Torresani al terzo posto, poi Crepaldi Michaela al quarto. Per quanto riguarda la fascia 2, bravissimo a Sergio Giuseppin, se lo merita Flavio Zoppas, si deve accontentare della seconda posizione avendo staccato Giuseppe Dal Grande, che proprio oggi non ne aveva più ed era per lui ostico, diciamoci la verità, questo terreno. Perini Paolo molto bene anche lui al quarto posto, quindi voglio dire una bella gara per loro. Anna Oberparleiter chiaramente vince sicuramente sulla Galli Federica, quindi prima e seconda. Per quanto riguarda invece le donne junior, tanto salutiamo questo concorrente eccezionale, mi piace da morire, diamo un applauso a Letizia Borghesi, prima donna junior, Sara Bondavalli al secondo e Ludovica Camata al terzo. Giuseppina, almeno una. Almeno una. Alla quarta prova finalmente ce l'ho fatta, dai. Oggi non c'è la storia, veramente sei andato via come un missile. Oggi sono partito in testa e bene o male ho sempre amministrato bene, ho preso un bel vantaggio anche. Dai. Ti dà morale questo? Sicuramente sì. Quindi la battaglia non è più a 2 ma è a 3. Spero di sì, insomma. Un piazzamento che ti dà diritto alla maglia. Sì, oggi fortuna non c'erano gli altri avversari e almeno una volta porto a casa questa maglia, spero di difendere la prossima gara. Mazzaro, invece tu sei uno di quelli che la maglia puoi insidiarla veramente. Sì, posso insediarla, speriamo, almeno è 5 anni che ci provo a prenderla e speriamo almeno una volta di riuscire a vestirla. Andrea, io a te darei la maglia della costanza, hai preso come principio il ciclocross e ti sta piacendo molto e hai trovato un accasamento da una brava persona come Massimo Levorato. Sì, ci tenevo molto a fare un buon piazzamento, soprattutto per questa nuova squadra. Mi ha dato questa opportunità sia a Ilario Contessa, allenatore, che a Massimo Levorato, il presidente. Vi aspettiamo in studio, eh? Sì, d'accordo. Anna, ce l'abbiamo fatta, la dedichiamo alla Ilenia. Certo, aspettiamo il bambino e speriamo che mi invita poi a casa sua a fare festa, no? Una bella vittoria oggi in casa, era quasi un obbligo. Era un obbligo, però non ce l'ho mai fatta vincere qui a Villa Lagarina perché è troppo dura questa gara. Bella però. Bella, sì. E poi con questa giornata qua è splendida, spettacolare. Letizia, dopo tante fatiche, insomma, oggi una bella conquista, dai. Sì, sono contenta di aver vinto in questa gara che è molto dura, si fa molto fatica e sono contenta di questa vittoria. Andiamo ora con la seconda tranche. Categoria Donne Master, primo posto per Chiara Selva, secondo posto per Paola Maniago, terzo posto per Lara Torresani. Donne Junior, primo posto per Letizia Borghesi, secondo per Alessia De Bellis, terzo per Anna Faoro. Donne Open, primo posto per Anna Oberparleiter, secondo per Nicole Dal Santo, terzo Nicoletta Bresciani. Amatori fascia 2, podio per Giuseppe Dal Grande, secondo posto per Flavio Zoppas, terzo per Sergio Giuseppin. Amatori fascia 3, primo posto per Fabrizio Stefani, secondo Aldo Mares, terzo per Gianalberto Del Zotto. Juniores, primo posto per Christian Buttò, secondo per Davide De Bellis, terzo posto per Daniel Smarzaro. Vi avevamo detto settimana scorsa che se qualcuno si fotografava mentre guardava questa trasmissione con la televisione l'avremmo messa in onda. Bene, la prima fotografia ci è giunta dal Calinferno insieme a Gigi Narderi, insieme a Giacomo Salvadore e alla moglie, mentre guardavano la nostra trasmissione si sono fatto, a me sta sulle palle sto selfie, però insomma hanno fatto una fotografia e noi ve la facciamo vedere. Continuate a inviarcele anche voi da casa quando vedrete questa trasmissione giovedì, vi fate una bella fotografia e noi la metteremo in onda e metteremo chi l'ha scattata, così tanto per creare più condivisione e tutti renderli un po' partecipi, perché è vero che la partecipazione aiuta. Sì. Vero? Sì. Se io ti mettevo là in un angolo
a fare le classifiche come ti ho messo prima e fai solo quello, è brutto. E invece stai È diventando... bello, bisogna far gruppo, no? Però dopo me la rilanci la clip. Va A me bene. piace come lanci la clip. Tu guarda, Ilenia, mi dispiace, tu non lanci più le clip in vita tua. Viene qua e lei lancia le clip. E le lancia con quella dolcezza. Beh. Insomma, Ilenia, torna, che sta casa aspetta te, io non ce la faccio più. Un po', perché mi tieni sulle spine, Ilenia. Mi tieni troppo sulle spine, quindi poi devo darti i Moon Boot per mia, e quelli te li devo dare, devi venire qua a prenderteli. Speriamo presto, insomma. Torna, Allora, torna. abbiamo visto questa bella clip, questa... Clip? No, clip. E abbiamo visto sempre i soliti noti, voi che siete amatori, te ti vedo sempre con l'orologino che... Ma ti conti? Giro per giro? Sono abbastanza malato nella rilevazione di tempi, quindi ad ogni giro faccio un controllo. Ma sai perché mi piace? Tu devi dire no, e vuoi dire no, sai perché mi piace? No, tu devi dire no. No. E voglio dire vabbè. Sai perché mi piace? No. No, più forte ragazzi, da qua non ci veniamo fuori. Sai perché mi piace? No. Mi piace perché vuol dire che nel ciclocross non occorre per forza arrivare primo. Uno fa anche una lotta contro se stesso. Certi amatori li vedi che fanno una lotta contro se stesso, è una sfida contro se stessi. Ma cosa c'è di più bello? Il potersi anche misurare. Mi viene in mente, prima abbiamo parlato anche in cronometro, il ciclocross può essere anche propedeutico per chi vuole fare la cronometro, allenarsi. È la migliore palestra che ci sia d'inverno. La migliore palestra. La migliore. Piuttosto che stare a casa o sui rulli, La migliore. tu non faresti più a meno nel ciclocross. Io già l'avevo iniziato prima quando facevo il triathlon per il ciclismo estivo. Poi con loro porto loro alle gare, a questo punto porto loro alle gare e ci gareggio pure io. Lo abbiamo detto anche prima, nella clip, prima abbiamo detto, ma gli amatori portano i figli ragazzi, Esatto. E quindi questo bisogna dobbiamo riflettere che è tutta una risorsa, non è un debito, è una risorsa. E quindi qua bisogna ragionare. Bene, cara Elena, allora qua adesso dobbiamo andare con gli Open Under 23 e fascia 1, quindi Del Riccio su tutti. D'altronde quello ormai non... Poi a fascia 1 insomma c'era un bel Fruet e gli Under 23 vediamo cosa farà. No, Iari Cirosotto è già diventato elite. Mandiamogli la clip. Vai con la clip. No, dimmelo di nuovo. Vai con la clip. Oh che bello, fategli un applauso. Bene, ultima gara di giornata, siamo sempre a Villa della Garina, provincia di Trento, vicino a Rovereto, gara Open, Fruet, lo vediamo con un baffetto, poi lui ci spiegherà il perché, ma non soltanto, amatori fascia 1 con Del Riccio, abbiamo visto anche Retis e quindi poi dopo gli Under 23 che sono Andreatta, Parenti, Moletta, Cantù, poi abbiamo Mazzurega, Pegazzoni e quindi chiude Cognolo, Nicola, partiti a sprombattuto, chiaramente qua non ci sono i Ponta, ma è a Fiuggi e ha fatto un ottimo risultato, ricordiamo, tra poco vedrete una brevissima cronaca proprio del Giro d'Italia del ciclocross con Gioele Bertolini, che chiaramente la scuola di un certo Fontana, Marco Aurelio Fontana gli sta giovando parecchio, perché vincere su Ponta e vincere su un certo Franzoi, insomma Gioele Bertolini sarà l'astro nascente, credo, del ciclocross, ma anche e soprattutto forse del mountain bike. Detto questo abbiamo visto subito Fruet e in questo momento Carmine e Del Riccio che prendono chiaramente il largo, vediamo come affrontano queste salite. Ecco, questi sono fascia 1, ma sono atleti a tutto tondo, sono dei professionisti. Sì, beh, questi qua sono quasi professionisti perché si partono assieme a certi elite e sono là assieme. Vorrei dire una cosa su Fruet, ha vinto qua, mancava della gente, però domenica scorsa a Mareno è arrivato secondo, poco dietro a Ponta, e Ponta ieri è arrivato secondo, domenica è arrivato secondo a Fiuggi, e non tanto staccato da Bertolini, vuol dire che Fruet non ha vinto qua perché non c'era nessuno, domenica scorsa è arrivato secondo dietro a Ponta, allora vuol dire che va forte anche lui.
alle gambe fruette, alle gambe, e poi ha una gran voglia di correre. Lui di solito quando poi arriva la neve gli piace andare a sciare. Noi speriamo quest'anno di vederlo in tutte le tappe di questo trofeo Triveneto. E detto questo, abbiamo visto che comunque Perini Simone della fascia 1 è lì attaccato insieme ad Andrea Tavernar, e Retis Diego si sta ben comportando, anche se lui su Facebook chiaramente ha detto che il giorno prima fa un po' di festa. Ci sta anche questo, perché insomma bisogna anche stemperare quello che è poi anche l'agonismo. Certo, Carmine Del Riccio, lui è uno di quelli che insomma ha la sua famiglia, ha le sue regole, e poi per il ciclismo è fatto apposta, cioè voglio dire, questo è uno che non lascia mai nulla al caso. Un Diego Retis che sta reggendo comunque la competizione con i migliori, lo vediamo in questa entrata, questa porticina che porta poi alla discesa per arrivare nel circuito del campo, nel campetto di calcio, dove gli organizzatori hanno tracciato come di solito con maestria tutte le varie gincane per poi giungere al traguardo. Abbiamo visto ancora e sempre, lo citiamo volentieri, anche Visca Massimiliano, ma soltanto anche Alessandro Zabeo, abbiamo visto Eddie Raimondi, tutti della fascia 1. Questi sono anche new entry di questo trofeo Triveneto, chissà che non siano affascinati e possano ancora venire a gareggiare con noi. Detto questo, davanti abbiamo bene Iari Cisotto, leggermente in difficoltà oggi, ma lo abbiamo detto, questo non è un percorso adatto a tutti, è un percorso particolarmente difficoltoso, perché questi filari sono dei dislivelli che poi alla fine sono 60 metri, è come fare un po' il Pordoi alla fine. Beh, questo percorso qua, solo vedendo per televisione delle belle immagini, devo fare i complimenti, era un percorso tosto, bisognava sapere anche correre, anche sapere guidare la bicicletta, e qui ci vuole le gambe, la tecnica, e non è un percorso che in piana, qui ragazzi bisogna sapere veramente andare in bici. E complimenti ai vincitori, però faccio a tutti i complimenti perché era un percorso veramente tosto. Abbiamo detto un dislivello che poi alla fine tutte le tornate, che non sono poche, in questo caso mi pare che sono stati 12 le tornate, affrontare tutte quelle salite, insomma bisogna avere un grande fisico. Abbiamo detto propedeutica non soltanto, mi è venuto in mente così parlando che ci sono tanti corridori che vogliono praticare un domani anche la cronometro. Uno su tutti è un certo Moreno Marchetti che predilige proprio le cronometro. Secondo te potrebbe essere d'aiuto il ciclocross? Il ciclocross è un cronometro, il ciclocross, chi va bene in salita, chi va bene a cronometro va bene sul ciclocross. È logico che a un certo punto devi decidere cosa puntare, perché non puoi correre sempre, perché purtroppo il ciclocross se lo fai per vincere, se lo fai per arrivare davanti ti stanca alla fine, però non farebbe male fare il ciclocross per preparare il cronometro. Un allenamento, diciamo così, un allenamento, mentre abbiamo visto Michele Casagrande andare giù con perizia e anche con qualche rischio. Abbiamo detto tante volte, dice anche Leilenia, tante volte è meglio non affrontarle se non sei in grado di affrontare le salite, ma mettersi la bicicletta sulla spalla e correre. Uno che è un fenomeno in questo rispetto a Zoppa, e dal grande nella corsa è molto molto forte. Ciao, da grande a correre a piedi era la sua arma vincente. Ripeto, su certi posti inutile provare in bici, è meglio, conviene, fai prima a piedi, hai meno rischi e poi salti su in bici e parti, perché provare in bici rischi di rompere la bici e di perdere tempo. Poi il ciclocross moderno si sa che è molto più pedalato rispetto al ciclocross di un tempo, e questo è anche un segnale positivo, credo, perché comunque le cose vanno avanti. È anche meglio smettere di pensare al ciclocross dei Longo, quello è stato epico, ma oggi è un'altra cosa ed è giusto che sia così. Il ciclocross il suo fascino ce l'ha esattamente nei vari percorsi e soprattutto nell'incognita del tempo, perché l'incognita del tempo si sa e può rendere poi un terreno più allentato particolarmente difficoltoso rispetto ad altri. Intanto voglio nominare Michael Rieder della Germania, anche questi sono arrivati da lontano, quindi bisogna citarli. Vuol dire che anche da oltre frontiera un po' il clamore, il Trentino è vicino, sanno che ci sono delle gare e le vengono a fare, questo è molto importante. Bene Michele Casagrande con il dorsale 10, bene anche Iari Cisotto che si sta un po' svegliando, era un po' assopito nelle prime tornate, lo vediamo bello pimpante in queste ultime pedalate. Carmine Del Riccio oramai si sa, lui a punteggio pieno e mi sa che se va avanti così sarà vittoria assoluta anche oggi per questo atleta, fantastico per la verità. E poi abbiamo visto anche Bellomo Luca, Salvato Christopher ancora con il dorsale 27,
ed è Diego Retis. Intanto tutto è pronto per accogliere all'arrivo. Intanto ti ringrazio per essere stato con noi, ma tanto siamo in studio e poi dopo commenteremo ancora. Bellissima la vittoria di Martino Fruet su Andrea Righettini della Focus. Poi abbiamo Michele Casagrande al terzo posto. Abbiamo detto che Michele Casagrande ha fatto una ottima performance, ma anche Andrea Righettini. E poi Ferrazzo Nicolò al quarto posto, e Iari Cisotto si posiziona in quinta posizione. Insomma, non è male per Iari Cisotto questo piazzamento. Poi vediamo adesso proprio Nicolò Ferrazzi e tra poco vedremo, eccolo qua, proprio Iari Cisotto. Per quanto riguarda la amatori fascia 1, neanche a dirlo, io quasi la scommetterei questa cosa qua. Intanto vediamo scorrere anche Andreatta, Parenti, Moletta. Neanche a dire, abbiamo visto anche gli under 23 con appunto Andreatta, Parenti e Moletta, e qua Carmine Del Riccio vince senza neanche Banfari, non risulta neanche più. Tavernar Andrea col 39 al secondo posto, Simone Perin al 26. Con questo è proprio tutto e andiamo la linea sia in studio per le conclusioni finali e soprattutto per rilanciare le belle gare che ancora dobbiamo affrontare. Grande Stefano, grande Retis e grande anche Render Michael. Martino, insomma, io ho detto subito che bei baffetti da Sparviero, c'è un motivo. Ma alla fine sì, in realtà coprono un piccolo malanno, discreto malanno che ho fatto mercoledì in allenamento sotto il fogliame autunnale e sono caduto perché non ho visto l'ostacolo e mi sono tagliato col manubrio e ho 6 punti e siccome non mi piaceva vedermi con sto cerotto qua bianco ho cercato di mimetizzarlo alla meno peggio, dai. Insomma, ci ha fatto un po' divertire da una parte, ci facciamo gli auguri, anche una spalla, ma questo ti ha permesso lo stesso oggi di fare una gran bella figura, non soltanto agli organizzatori e alla squadra. Sì, beh, ci tenevo tanto perché dopo 4 secondi posti a questa gara volevo vincere, diciamo che ero stato un po' favorito dalla concomitanza con il Giro d'Italia, quindi sulla carta gli avversari più forti non c'erano, dovevo vedermela un po' con più o meno i miei pari, quindi sapevo che giocando in casa un po' ero avvantaggiato, poi ci credevo tanto e siccome l'anno scorso ho fatto 7 secondi posti ho detto quest'anno parto subito forte e voglio girarmi solo all'arrivo. Così ho provato a fare e direi che come test della spalla è già superato, quindi in teoria da oggi in avanti andrà sempre meglio, i punti li tirano via e non avrò più i baffi, o magari me li faccio crescere veri. Paolo Garniga, intanto c'è una concomitanza importante, ma per te non è un problema, perché l'importante è che si possa fare ciclocross, quindi oggi a Villa Lagarina è un successo esagerato. Abbiamo visto che sono delle nuove regole che hanno trovato veramente il plauso di tanti appassionati, cioè gli elite che possono partecipare come amatori. Sì, sono riuscito dopo un anno a trovare un punto di incontro perché la filosofia è giusta, cioè quando uno è agonista al massimo livello è giusto che non scenda nell'amatoriale subito di brutto, sfalsando magari certe gare. Questo era un problema però soprattutto della strada. Su strada c'era la possibilità di fare una tessera per i 2 anni o per i 4 anni se è un ex pro da cicloturista e possono fare le gran fondo su strada. Il problema è nel fuoristrada che il cicloturista non fa assolutamente niente. Allora abbiamo trovato un punto di incontro dicendo ok, l'agonista che faceva fuoristrada, perché a quel punto andremo a vedere se effettivamente l'ha fatto, può decidere al 31 dicembre di cambiare, si tessera master. Abbiamo messo una limitazione doppia che dice per un anno solo fuoristrada, visto che è di estrazione fuoristradistica non c'è nessun problema, per un anno non può fare i campionati italiani. Credo che sia una bella situazione e ringrazio comunque anche i responsabili della SAN che hanno capito che il fuoristrada ha delle specificità che è giusto rispettare. Visto la felicità di tanti appassionati vuol dire che la strada è quella che stai percorrendo. Invece un'altra domanda, abbiamo visto tra gli esordienti un secondo anno che ha sopravanzato un primo anno, lui con una mountain bike, l'altro con una bicicletta da ciclocross, nelle discese chiaramente guadagnava un pozzo e quindi c'è questa discrasia, nel senso che i mezzi sono diversi pur essendo ciclocross. Insomma non è una polemica questa, però vorrei capirci qualcosa di più. Allora, chi ha vinto è Zaccaria Toccoli, quest'anno ha vinto 19 gare su 24, farà solo una gara di ciclocross perché deve tirare il fiato, perché è giovane ed è giusto che sia così. Di base con un mountain bike sei comunque penalizzato perché è più difficile rilanciare, puoi avere un minimo di vantaggio nella discesa. Questo è un percorso atipico, è il
forse uno dei più duri che abbiamo in Italia, perché comunque sono 60 metri di dislivello a giro, è andato fortissimo. Ha sfruttato, ma non solo in discesa, l'ha sfruttata anche in salita la bici, perché è più abile di Zana, che di estrazione stradista sta andando comunque fortissimo. Il fatto che si possa far correre nelle gare regionali con le mountain bike è perché stiamo avvicinando tanti giovani. Cioè, i risultati oggi sono questi: 262 iscritti, sono quasi 150 le categorie giovanili, è la cosa che mi rende più soddisfatto, vuol dire che li stiamo avvicinando, e io sono convinto che chi prova ci rimane, perché si diverte. Andiamo ora con la terza tranche di questa classifica provvisoria. Amatori fascia 1, per il primo posto per Carmine Del Riccio, secondo per Diego Retis, terzo per Diego Lavarda. Categoria Under 23, primo posto per Nadir Colledani, secondo per Tommaso Caneva, terzo per Moreno Pellizzon. Elite maschili, podio per Marco Ponta, secondo posto Thomas Paccagnella, terzo posto Nicolò Ferrari. Anche per questa settimana con le nostre classifiche è tutto, io vi do appuntamento sempre settimana prossima, stesso canale, stessa ora, su Stretch. Me lo potete fare un po' più lungo, perché siamo in chiusura. Che bei bambini. Oh, ma sai che sono intelligenti? Sarà l'aria dell'altura, i bolzanini, ma... Fare il ciclismo che aiuta a essere intelligenti. Ossigena, è vero. Sì, assolutamente. Ma quanti ne avete voi di ragazzini? Allora, in totale, tra giovanissimi, esordienti ed allievi, perché noi arriviamo solo fino alla categoria allievi, ne abbiamo 31. 31. Allora, sai cosa succede in Svezia, ma anche in Germania? Sai che danno 500-600 euro per bambino, no? Per aiutare le famiglie. Nell'Europa è così, noi invece nell'Europa che conta i figli sono delle risorse, in Italia sono dei debiti. Esatto. E per poi dico, come mai no? Allora gli intelligenti, come mai in Italia non si fanno più figli? Voglio vedere, vado tu un figlio e ti costa una bolletta. Allora io faccio un conto che 30 bambini per 500 euro che fate risparmiare alle casse dello Stato, perché voi vi dedicate a loro, vi costano, certo. Quindi allora un genitore che ve lo lascerà 3, 4, 5, 6 ore, poco, fate risparmiare 50-60 euro a genitore. A genitore, a settimana, moltiplicato il numero delle settimane. Ecco, questo è il bello dell'Italia. Allora smettiamo di parlare male degli italiani. L'italiano è il popolo più bello del mondo, perché si dà da fare, ha voglia di fare, prende parole, perché poi dopo alla fine siete pure criticati, pigliano le mazzate sulle orecchie e vanno avanti uguale. Fategli un applauso prima che mi giocano una bestia. Elena, e mi hai lanciato una clip che mi ha fatto stizzire, capito? Allora dobbiamo dare l'appuntamento per domenica, ragazzi, tutti a Vo in provincia di Padova. Adesso c'è anche l'autostrada che arriva proprio in bocca a Vo, nel senso a Vo c'è proprio l'autostrada che è nuova, è vero? Quindi ci arriva in un battibò, insomma. Per il quinto trofeo Vitivinicola Facchin Memorial, Leonardo Massaro e Nino De Franceschi, trofeo Triennale Ciclocross, quindi tutti quanti a Vo, tanto anche là i filari la fanno da padrone, un circuito meraviglioso. Insomma, partecipiamo numerosi e quindi a settimana prossima, è vero? Tu ci sarai domenica? No, io domenica sono a Isola d'Elba, Isola d'Elba nel Giro d'Italia. Vai a fare lo sborone. No. Adesso sono a Isola d'Elba. No, per dare una mano a Fausto Scotti che collaboro con lui. È giusto. È giusto, è giusto darsi una un amico mano. E vado giù con mio papà e mio figlio a dare una mano a Fausto. Tu ci sarai? Assolutamente. Quindi a voi Euganeo, partenza. Sto leggendo tutto adesso, ma veramente comunque sarà come al solito G6 alle 11 sì, alle 11 con la G6 e poi tutte quante le varie categorie. Elena, io ti ringrazio anche per quest'ultima classifica, ti faccio un in bocca al lupo, salutami tanto la Ilenia, certo, digli che noi qua l'aspettiamo quando ha voglia di tornare, noi siamo qua trepidanti. Per questa puntata è veramente proprio tutto, grazie a questi bei ragazzi di questa bellissima società, il GS Alto Adige. Settimana prossima aspettiamo qua i vertici per quanto riguarda Bolzano, hai detto a Nino Lazzarotto che lo aspettiamo, Infatti verrà proprio per presentare la nostra gara di Bolzano. E noi gliela presenteremo più che volentieri. Grazie a voi e vi auguro un buon ritorno alle vostre case. Per chi avesse il piacere di seguirci lunedì sera alle ore 20 con O Bianco o Nero, rinnovo l'appuntamento con la seconda puntata o seconda lezione dell'Avvocato Bottoli proprio sulla Costituzione italiana. Quindi canale 159
ore 20, canale lunedì e giovedì sempre come al solito. Su Scratch. Diamo l'appuntamento a settimana prossima, dimmelo. Appuntamento a settimana prossima, sempre su Scratch. Con tante clip. Ma che roba scusa, ma di più ragazzi. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.